Sai, il sigillo che Dio ci ha assegnato a noi cristiani non è un sigillo fisico o materiale, è un'altra cosa il sigillo materiale. Il sigillo materiale può essere imitato. Io, per esempio, potrei anche imitare il tuo segno materiale o fisico. Io potrei imitare, però il sigillo che Dio ci ha dato non può essere imitato semplicemente dalla gente. Leggiamo nel 2 Timoteo 2,19. Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi, e ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Il sigillo di Dio sul popolo di Dio lo potrai riconoscere dalla personalità e dall'azione che loro si ritraggono dall'iniquità, fratello. Non è sulla fronte o sulla mano come nei cattolici che hanno un segno sulla loro fronte e sulla mano fanno il segno della croce. Non è quello il sigillo che è di Dio. Quello è un segno dei cattolici. Ma il sigillo di quelli che sono di Dio si ritraggono dall'iniquità, dal male, dal peccato. Quello è il sigillo che Paolo dice. Ma il segno per i cattolici, la loro marca è sulla fronte e sulla mano, il fare il segno della croce. Leggiamo nel libro cattolico, nel loro stesso libro, così che non possono dire che noi diffamiamo. Qual è il segno di un cattolico? Il segno della Santa Croce, il metodo che vengono usati per fare Santa Croce è uno, il segno della croce. Il segno della croce può essere eseguito nel fare 3 croci con il pollice della mano destra, una sulla fronte, la seconda sulla bocca e il terzo sul petto. Il segno della croce è un sigillo della Santa Croce ed è il segno di un uomo cattolico. Il segno della Santa Croce che loro fanno nella Chiesa cattolica è sulla mano e sulla fronte, sulla bocca e poi sul petto, ed è il segno di essere un cattolico. Quindi sono diversi i segni. Il sigillo di Dio è spirituale e un segno è quello di ritrarsi dall'iniquità. Il segno dei cattolici è fare il segno della croce. Sai, fratello, nel fare il segno della croce c'è una grande controversia lì. Sai perché? Alcuni dicono che quella Santa Croce è un segno di un uomo cattolico. È quello che il vostro libro ha detto. Altri invece dicono che la Santa Croce o il fare il segno della croce presume di allontanare gli spiriti maligni. Se leggiamo il catechismo cattolico, proprio nella pagina 3, nihil obstat ilunga ci abriol imprimatur Hernando Antiporda. Questo è quello che anche loro hanno detto. Il segno della croce che allontani da noi, Signore nostro Dio, i nemici che noi abbiamo. Che cos'è il segno della Santa Croce dove quella viene usata? È stato detto che allontana i loro nemici, fratello. E così, quando loro hanno un nemico e vi è un rischio che si avvicina, allontana i nemici, per cui quando c'è un tuono forte, fanno pure un gran segno della croce. E quindi quando c'è del tuono, del terremoto, fanno il segno della croce. Quando hanno paura, fanno il segno della croce. Quando si incontra un cane nero o un gatto nero, fanno il segno della croce. Quando volano delle farfalle nere in casa, questo è quello che ho potuto osservare dalla mia zia cattolica. Hanno detto che il segno della croce è una protezione dal nemico, e sai, il loro libro dice anche che quello è il miglior modo di combattere Satana. Leggiamo un altro libro cattolico, Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack, pagina 17. Questo è quello che dicono. Santa Teresa ha affermato che Satana non ha alcun potere sulla croce o su qualsiasi oggetto in cui il segno della croce è stata tracciata. È l'arma cristiana più potente contro Satana.
Quello è il segno della Santa Croce. Quella è l'arma più potente dei cristiani contro Satana. Ora, se tu crederai al loro libro, ti sbaglierai. Allora perché quando si è di fronte ai preti, i cattolici fanno il segno della croce? Questo vuol dire che quello è un nemico e quello Satana, è vero? E quando il prete si mette di fronte alla messa cattolica, il prete fa ancora una grande croce. Eccola, ecco, fa in quel modo. Questo vuol dire che quello che ha di fronte a lui sono suoi nemici. Poi, quando i cattolici hanno una processione dei santi, fanno pure il segno della croce. Forse è un loro nemico anche quelli che sono in processione? Beh, quella è senza senso. È senza senso perché fai la processione di un tuo nemico. E perché i cattolici quando camminano o sono dentro un'autovettura e passano davanti a una chiesa fanno il segno della croce? Se il segno della croce è usato per combattere i nemici, è l'arma più potente per combattere Satana. Allora perché fanno il segno della croce davanti alla chiesa, davanti all'altare? Chi riesce a spiegarlo? Ho cercato spiegazioni, ma non ne ho trovato una, per cui quella dottrina cattolica è più confuso di un quarto di canapa che è stato preso come gioco da 65 scimmie. Ci sono molti oggetti di canapa. Quella canapa, un rotolo di quella canapa è stato preso come giocattolo da 75 scimmie. Quello poi è difficile da rimettere a posto. Immagina che quella Santa Croce, il segno della croce è l'arma più potente contro Satana. E allora perché quando sei di fronte a Maria, che tu dici è la Madre di Dio, fai il segno e rifai il segno della croce e non la smetti? È un tuo nemico la Madre di Dio? Non è così? Lasciamo che siate voi a riflettere su quelle che noi diciamo. Quella non è una diffamazione. È scritto sulla Bibbia. Ed è scritto nel libro della Chiesa Cattolica, per non dire che siamo dei diffamatori.